Allora Gianni, adesso rispondi tu, ti prego, fai quello che vuoi, canta, sì, maestro, suona. non c'è problema, a disposimento, sì. Vai. Sì. Tengo chitarriste che oggi diamo spazio alle chitarre. Rispondo io. Siamo pop oggi, vai. Chi risponde dei due? Rispondo io. Lei. Rispondi sì, tu. perché volevo congratularmi con Franco Ricciardi a proposito, insomma, della vittoria che si è portata a casa. Esatto. È un motivo di stima e di vanto per la nostra città, quindi canto una sua canzone che si intitola Mai Mai Mai. Ma sei fantastica, prego. Intesa perfetta della complicità è un sogno lontano che non si può mai fare. Per dirsi, capirsi ci vuole uno che sicuro, lo giuro, non sono io. Non mi voglio innamorare, mai, mai, mai. Ho bisogno del mio cielo, vivo su una libertà. Non mi voglio innamorare, mai, mai, mai. Amo troppo la mia vita, non la voglio regalare. Non mi fermerò, mai, mai, mai. Ho due ali per volare, tu non me ne toglierai questo amore. Mai, 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 mai. Non sarà la mia prigione, tu non mi capirai. Oh mai, oh mai, oh mai. Cantone che canta Ricciardi, Fiorellino. Io voglio sentire un bassista intanto. Io voglio sentire te. Fiore? Prego? Ti aspetto, voglio sentire Cosa te. devo fare? Quello che vuoi. Ma non si doveva combattere con una sola canzone alla volta? No, perché te la stai scappottando, ti vedo che fai cantare Emiliani, io voglio sentire a te. Quindi, moi a cantare e a suonare, in questo preciso momento, perché la gente da casa sta là, capito? Vorrei portarti in abito da sera ad una cena a lume di candele, mani in mano là vicino mare, darti un vaso che si fermo cuore. Vorrei, non mi ricordo, l'ha scritta il maestro D'Agostino, l'ho scritta io, per Stavi Artesi, e poi mi è venuto un capo da cantare, perché l'ho visto. Per solo che non mi ricordo, le parole. E che se vuole rispondere così, non va bene? Ma io, scusate, fate tacere un attimo D'Agostino. La gente a casa ci sta guardando. E allora, che abbiamo fatto di male? Stiamo regalando musica. Sì, ma si aspetta delle cose complete e finite. Si dice le cose che fa, si torniamo a fa amore. E sempre tu, vale la pena fa tardi e tremare, quando vado a ritire. Quando niente succede, di mano tua stessa vita. Non mi dici basta, ti prego, mi può accontentare. Voglio ancora un contatto di pelle col fiato alla gola stringendo con te. Quel ti amo da tu senza forza, sai dicere a me. Non ti mettere manco un rossetto, ma sempre ancora. Si con specchi che stai in d'ascensore, ti torno. A proposito di Gianna, io dedico una canzone di Gianni. Oh, che meraviglia! Ricomincerei, non ti perderei, con un nodo stretto sul mio cuore, io ti legherei, ti amerei come mai nessuno, ho mille occhi adesso io per te, ricomincerei, perché ti vorrei, appoggiata al muro della scuola, con i libri miei sopra i tuoi, come noi
adesso... finale. No. Guarda che bella versione, hai visto? Adesso, per non essere troppo nazionali, devi rispondere, ti pregherei, da Napoli con una delle tue canzoni, per esempio preferirei Zeppulelle e Panzarotta, così... Ma che tenete da dire a Zeppulelle e Panzarotta? Niente, per questa voglio sentire. Che tenete da dire? Non tengo proprio niente da dire, per questo le ha cantate. Senti però che autorato, ma dici la verità, tu che sei un grande... Panzarotta nasceva, senza soldi cresceva, girella la casa rinda all'umidità, spugnazziella scendeva che marena mattina, quando a strada faceva caguantini caffè, e passavo tempo e la sua giovane età. Zeppulelle era bella fin dal primo dentino, come una ciliegina si poteva mangiare, tra complessi e paure nascondeva il suo cuore, non trovavo guaglione che faceva per lei, e passavo tempo che tutto cambiò. E una mattina sotto la pioggia si incontrarono, con l'occhio rinda all'occhio appena si guardavano, sotto un muro freddo verne si vasaiano, si innamorarono, in una chiesa amore eterno si giurarono, e Panzarotta e Zeppulelle si sposarono, in viaggio e nozze un creatore già aspettarono, contenti vivere. Scusa, mi puoi fare soltanto un accompagnamento musicale, perché dovrei leggere una cosa importantissima. Il vero e solo panzarotto napoletano non prevede uova nell'impasto o impanatura finale, ma solo patate vecchie e farinose. Chi vi parla del contrario vi parla di ottimi panzarotti, ma niente a che fare con la ricetta tipica campana. Per preparare le zeppole, invece, basta sciogliere il lievito in un po' d'acqua e aggiungere della farina per bene, così da evitare la formazione di grumi, un pizzico di sale e poi coprire, lasciando lievitare finché il composto non raddoppia. Ma che ridi? Benedetto Petraroli l'hanno chiamato. Attenzione, c'è Vincenzo D'Agostino che ha sentito Panzarotta e Zeppulelle. Ti posso dire una cosa? Sì. Hai la recitazione del DNA. Come tutto ti aspettavi che io venissi qua a farti un complimento. Ed è vero, signore. Perché questa trasmissione, se togliamo Petraroli, ma che facciamo a fare? e lei si può ma che facciamo a fare? Condivido. Io quando mi stai la mattina bene che casino ci stai tu? La diciamo, Sergio. Devo dire una cosa, scusatemi. Tu sei sì da questa trasmissione. Sì. Un panare in due palazzo Viecce. C'è, sei la tradizione. Un panare no, per quanto riguarda la circonferenza. Per quanto riguarda la tradizione napoletana, perché capite? C'è l'ascensore napoletano hanno inventato nell'800 un panare. Ma a Milano e si sanno un panare. A Roma sai che dicete vicino a me, potete un panare, certo che il panare è quello che vende il pane. È il panaro, no, gli altri un panare. Devo dire, scusate, parlo di un vostro collega, ma però approfitto della presenza di Vincenzo D'Agostino, perché da oggi nelle radio napoletane, non so se in tutte le radio napoletane, ma suona il nuovo singolo di Gigi Finizio. Ma perché lo dico? Perché è un singolo in napoletano che prevede l'uscita di un disco tutto in napoletano scritto da Vincenzo D'Agostino e a Campa Ciendan. 100 e qualcosa, va. Ciendan. Gigi, grazie veramente da parte di tutti noi napoletani, grazie. Il pezzo si chiama, quello che sentite nelle radio, dedicato a te, o fanno sulle femmine. O fanno sulle femmine. No, volevo dire una cosa. Sì. Lui ha detto che si è approfittato di me
perché il suo vero amore musicale, e lo puoi dire chi è? È un po' non mi dà la sangue, però dillo che l'hai detto tu. No, ma io sono contento perché Finizio torna a cantare in napoletano e qualcuno che ha sentito qualche traccia del disco dice finalmente, insomma, il Finizio, quello di Napoli, quello bello, quello del DNA dei napoletani, e mi faceva piacere sottolineare che il merito è anche tuo, perché Finizio si fida di te e sai che per Finizio cantare in napoletano era tosta. Questo progetto musical allora puoi sbattere assai perché c'è pure Serginio. Mamma mia, pure Serginio, certo, Fiorellino. È la prima volta in vita nostra che scriviamo un musical lei e lui. Sì, Fiorellino Sicuramente volevo chiedere a Fiorellino. Farà parte della nostra fortuna. Per me è solo un piacere. Veramente io sono contento di essere venuto a Napoli grazie all'insistenza di Sergio che mi ha voluto a tutti i costi e devo dirgli grazie. Però trovare un team con tanti professionisti per me è stata una bella cosa. Sì. Cioè, finalmente i napoletani hanno capito che hanno fatto con gli americani, perché è l'unione che fa la forza. Gioco squadra. Invece prima eravamo tutti contro tutti. Lo so. E basta con tutti contro tutti. Oggi guarda che bello scambiarvi le canzoni. Cioè, è una cosa che l'abbiamo di noi, perché noi siamo la bandiera portante di queste cose. Noi invece l'abbiamo fare in televisione i cantanti italiani, i cantanti napoletani, i cantanti americani, lo dobbiamo fare anche noi. Basta con le invidie e cose. Cioè, la musica non ha invidia, la musica è uno scambio di emozioni. Assolutamente sì. E stamattina c'è anche una rappresentante che ha tutte le carte in regola, io la stimo moltissimo. Grazie. No, non è una sviolinata, io ti stimo molto come canti, perché sei una bella parte come lo è Nancy, la nostra amica Nancy, che è l'altro colore di Napoli, perché abbiamo varie sfaccettature, capito? Agli accorto che bella puoi scuotare a coccoluna, non me la c'ha fuori. No, è vero, è come Ettore Petraroli che è il portabandiera di questi colori, perché non abbiamo i 3 colori, abbiamo tanti colori. Come la bandiera e del poi Chevraglia, abbiamo Marco Baleno. delle persone abilitate a fare questo mestiere come Fiorellino, o cantante mentalmente, Gianni Fiorellino cantante viene dopo il musicista. Bravo. E già per me è una bella cosa, perché io mi sono ritrovato a lavorare con Fiorellino come musicista. Certo. Hai capito? E non avrei giocato cantando, ma c'è una bella canzone. Okay. Capò la canti anche magistralmente, perché su questo gliene dobbiamo dare atto. Sono buono, canto buono. È un bello voglio, sa mai c'è l'età. Però non non è vero. No, veramente sono contento di essere di fare parte di questo team fatto di tutte persone che poi siamo cresciuti anche nel percorso di vita. Sì. Perché io con Sergio Donato stavamo pure senza fare niente, non è che eravamo a fare forse canzoni. Ah, beh, certo. Cioè, capito? Beh, chiaro. A casa sua, mamma, papà, di frate, mi conoscono tutti. Solo tu non mi hai mai voluto accettare. Non mi hai accettato Posso andare avanti? No, perché volevo dire, a proposito mi ricollego, Fiore, parlo con te. Sì, caro. E mi ricollego al discorso di Gigi Finizio. Sei contento che non sei solo, anche Gigi è tornato a cantare in napoletano? No, ma io mi sento molto in compagnia, vedrai tra poco. Ecco, allora, però... Saremo una squadra. Fiore è stato 2 volte al Festival di Sanremo, voluto fortemente da Pippo Baudo, che anche lui si prende le capate, Pippo Baudo, e si prese delle capate megagalattiche su Gianni Fiorellino. Adesso Pippo non c'è più, e quindi non c'è più da sperare nelle capate di Pippo Baudo. Non credo che Carlo Conti si muova a capate, purtroppo. Però sì, no, tu si muove anche lui a capate. 2 volte si muovono a capate. 2 volte al Festival di Sanremo, sì, una ricomincerei. Volta, e l'altra? E l'altra faceva così. Che poi non era il pezzo che scelsi io, nel senso, ce n'era un altro che non ho mai cantato, poi te lo farò sentire da solo. Ok. Non lasciare più che un po' di vento porti via un amore, non lasciare più che un sogno si dissolva come neve. Tu sei stata in silenzio, io non ho fatto un passo, e ora noi siamo soli noi. Se tu avessi sorvolato sulle nostre incomprensioni, e se io mi fossi accorto
accorto che ti avrei cercato ancora, avrei fatto di tutto e cambiato me stesso, e adesso noi saremmo ancora in noi. Chi la scelse, Pippo Baudo, per Baudo, te? erano due pezzi e lui scelse questo. Io premevo per l'altro perché avevo in mente di fare una cosa leggermente diversa, invece lui disse no, tu sei cantante italiano per eccellenza, devi cantarmi le canzoni italianissime, va bene? Il cantante italiano per eccellenza, ti Sì, disse? lui pensava di me che ero proprio il rappresentante della bella Melodia. melodia moderna, aveva ma che ragione, comunque richiamava aveva la tradizione. Ma diciamo. Pippo Baudo aveva sempre ragione, ma devo dire che aveva un orecchio impressionante. Aveva e dà, chiaramente. È un grandissimo professionista, non so se lo hai mai conosciuto. No, non l'ho mai conosciuto. Vedi una persona che conosce tutto, cioè non solo la musica, ma conosce dello spettacolo tutti gli aspetti, quindi dai fiori all'allestimento del palco, al backstage, all'acqua a Sharon Stone. Gli avete portato l'acqua fresca a Sharon Stone, Certo. capito? Lui si prende i problemi che non sono suoi e fa ha fatto dei festival, delle grandi edizioni proprio per questo motivo. Ha avuto la fortuna di scoprire anche dei grandissimi talenti, la però li ha Pausini, cercati. Giorgia. No, ma li ha cercati. Li ha Quando gli cercati, altri certo. non mettevano una lira sugli Sì. artisti, lui diceva chi si sta a Sanremo, punto e basta. Quindi passatemi addosso col trattore. Ma Io lo porto a Sanremo. ho sempre È così. pensato che insomma, quel suo essere altamente professionista lo rendeva in televisione rassicurante, cioè non è mai stato tecnico, tutto era perfetto, ma Sì. agli occhi della gente che guardava da casa tutto era semplice, e secondo me deve essere questo, insomma, per chi fa la televisione. Io no? penso che in vita per il Festival di Sanremo, versione tradizionale, Sì. e non R&B o hip hop, sia sempre l'unico che può fare esclusivamente Sanremo. Vabbè, poi le Versione cose- tradizionale, versione poi- tradizionale però dico. Certo, Gli versione altri tradizionale. festival di Sanremo hanno molto di baudo e poco di innovativo, perché fanno dei tentativi ma non innovano nulla. Non e hanno innovano comunque nulla. molto di baudo, ciò significa che alla fine sei sempre là. E beh, sicuramente un volto anziano ormai, quindi magari appesantito, non riuscirebbe nemmeno forse a farcela, no? A portare avanti tutto. Però è vero anche che quando lui esce e dice buonasera a tutti, è come se il Presidente della Repubblica fa il discorso di Natale, cioè di Capodanno, non ci sta niente da fare. Sono d'accordo con Così, te. è così. Intanto le cose cambiano, caro Serginio, e il tempo passa e se ne va anche per Serginio. Per tutti i tatuaggi che la gente mi sta postando su Facebook. Ma che figata quella dei tatuaggi. Sul serio. Sono mia e non mi spoglio per poi andare via. Sono mia e non mi sguardo a mirare, o dimmi che già ci sta, per lei la stessa bugia. Sono mia, non resto un altro minuto in tua compagnia. Sono mia e vado via. Che preferisci? E facciamo una chiusura. Edificante? Scassiamo i Quale? televisori. Scassiamo i televisori. Ah, allora ma è proprio un cop, cioè, i drammi, poi tanti io sono il cantante delle tragedie, quindi non. Mi ricordano treni capire, persi dietro un passaggio a livello, tornavi a casa tua, col vento e gli occhi miei, con la luna in un cerchio di stelle, dove Save diceva sì bello, ti amo amore mio, mi rispondevo anch'io, e facevamo amore ogni giorno, aspettando i cornetti del forno, fino all'alba scetate restavamo e te sempre vicina. O stasera non stiamo lontano, ci sentimmo morire piano piano, e nessuno si arrende, nessuno fa niente per s'avvicinare. Appiccicate non potremmo stare, noi ci manate per stare insieme per chiamare.
una caramella senza zucchero. Io che sono senza st'amore, tu che sei lontana a me, appiccicato non si può restare, se mi fiammifero viene posto da. Coppa di strada non potremmo camminare, in un disagio che tu non mi sai scordare, Oh, vedi Pirozzi com'è contento. Ti piace? Beh, insomma, mamma mia. Questa è la canzone che ho conosciuto la musica nei melodi. Ah, con questa canzone hai conosciuto la musica? Grazie, meno male, però si è cresciuto buono. Mamma mia, Fiorellino, veramente. Allora, basta, finiamo qua. Grazie a tutti, grazie a loro, meravigliosi come sempre, poi ci vediamo la settimana, vediamo come fare la settimana prossima, troviamo un giorno tutti insieme. Grazie a Serginio, grazie a Consuelo, grazie a tutta la regia. Noi domani non siamo in onda perché insomma, da Serginio, come contento. Stasera partiamo per il mare, torniamo la settimana prossima, mi posso fare sì. Auguri agli Antonio allora. Domani è Sant'Antonio. Domani è Sant'Antonio e proprio durante la giornata di Sant'Antonio noi non ci siamo, partiamo per il mare, mi prendo 2 giorni di leave di 3 giorni anzi di pausa perché poi mi faccio un po' di pubblicità. Dalla settimana prossima la mattina sono in onda qui e di sera dalle 19 alle 21 vado in onda su Radio Club 91 con Rosario Miraggio e insomma se avete voglia di ascoltare altri format, altra musica e altra cosa, sì dimmi Sergio, dimmi. Ah, che ho detto Rosario Miraggio, tengo sempre neomelodici perché ha già mettere a Rosario Miraggio, se no Consuelo mi vatto. Allora, scusate, dalle 19 alle 21 su Radio Club 91 con Rosario Verde, giustamente loro mi guardavano e dicevo come Rosario Miraggio, chi sto sopporta pure io pensavo che fosse ospite sinceramente. No, con Rosario Verde dalle 19 alle 21 la frequenza è 95.2 se avete voglia di ascoltarmi. Mettiamo Rosario Miraggio. Ciao a tutti. Buona giornata. State bene, buon fine settimana. Grazie a Marco Longo per il regalo da Palermo. Ciao Marco. Ciao. Marco ti voglio bene.